E allora, eccoci tornati in studio per questa nostra nuova rubrica, questo nostro nuovo spazio, Memento, cose da ricordare, perché vogliamo ricordarvi delle opere incompiute, di quelle che si stanno facendo ma che non procedono e di tante altre cose. Uno spazio con un ospite per affrontare dei temi particolari. Questa sera ritorniamo sul Mose, Ermanno, un'opera, come possiamo dire, l'opera che non c'è. L'incompiuta. L'incompiuta, speriamo che invece riescano a risolvere il problema. Allora, perché ripetiamo queste cose? Perché se no le cose vanno a dimenticarsi e quindi è necessario che le teniamo vive. E abbiamo con noi l'ingegner Vitella che ci ha dato fin dall'inizio uno spunto importante sulla questione del Mose, perché ritengo sia uno dei tecnici più agguerriti e più preparati a capire come si muovono queste cose, come dovrebbero funzionare questi sistemi di sbarramento dell'acqua e che alla resa dei conti in effetti non faranno il loro mestiere. Si sono spesi dei soldi, ma soprattutto tutto questo disastro, al di là di quelle che sono state la scoperta delle varie mazzette, delle varie corruzioni, se fosse stato fatto un progetto giusto, alla fine avremmo buttato via soldi, ma alla fine potrebbe funzionare pure. Ma invece, purtroppo, il rischio è che non funzioni. Quindi, ingegner Vitella, ci vuole aggiornare sugli ultimi avvenimenti che riguardano il Mose, così mettiamo a disposizione dei telespettatori alcune notizie, ma soprattutto insistiamo con i politici che si diano da fare. Prego. Sì. Intanto vi ringrazio per questo invito e vengo sempre volentieri, come voi sapete. Le novità, quali sono le novità? Il tutto nasce da questo nuovo indirizzo che hanno preso i commissari del consorzio, che con lo slogan "non è mai troppo tardi" hanno deciso di rendere pubblico cosa si sta facendo. Quindi hanno incominciato a fare un dibattito pubblico dove si stanno dimostrando che in questi giorni si faranno altre riunioni. La prima è stata di mercoledì, non scorso, il mercoledì ancora precedente, a Venezia, per discutere per esempio le opere emerse del Mose, no? Quindi il loro impatto ambientale, come sono state realizzate, come si pensa di realizzare, eccetera, eccetera. Sì, per i telespettatori, faccio una chiosa, per i telespettatori bisogna dire che per costruire le paratie e tutto il resto sono stati impiantati dei grandi cantieri, dei cantieri talmente grandi e cementificazione di aree importanti che hanno deteriorato l'ambiente. Prego. Sì, quindi adesso l'obiettivo è quello di fare queste opere di compensazione, di fare queste robe qui. Però contemporaneamente a questo, e poi di questo parliamo perché questo è l'argomento di cui avevamo parlato in precedenza, loro hanno reso pubblico tutti gli atti di questo progetto, passati. Ecco, questo è importante perché i telespettatori non sanno che buona parte dei progetti del Mose erano segretati. Non si sapeva nulla. Bravo. Non si sapeva nulla, erano trattati come un segreto militare. Sì. Non si conosceva quello che si stava facendo. Un'opera pubblica. Sì, di cui non si conosceva come fosse stata realizzata. Poi sono visti i disegni, si vedono quelle figure, quegli schemi funzionali, eccetera, però il vero problema non è stato mai affrontato pubblicamente. Anzi, quando la giunta Cacciari, questo lo dobbiamo ricordare proprio perché è giusto ricordarlo, istituì una commissione per analizzare progetti alternativi e quindi furono presentati diversi progetti, tra cui il nostro, il cosiddetto famoso paratoio a gravità, che fu scartato, ma senza che noi fossimo in posizione di poter controbattere alle assurdità che venivano dette. Il nostro progetto è stato bocciato con delle assurdità tecniche, verificate, nel nostro libro che
abbiamo che avete pubblicato il mostro certo. pubblico. Queste cose sono documentate e nessuno ci ha potuto smentire, perché sono Ecco, fatti. adesso ha presentato un dossier, diciamo così, no? Esatto. Quindi in base a queste notizie che noi siamo riusciti a leggere, a vedere, perché a questo punto c'era anche la curiosità, no? Il nostro progetto è stato bocciato, perché è stato bocciato? Quali sono i punti di forza di questo progetto? Che cosa è stato fatto per progettare questo? Ecco. I risultati sono sconcertanti. C'è la totale incompetenza da parte dei progettisti. Sì, io lo posso affermare in scienza e coscienza, come si dice in questi casi, e quello che appare, proprio traspare leggendo i documenti, no? Che poi abbiamo contestato, io e i miei amici, vorrei ricordarlo perché non sono solo in questa avventura, ci sono anche gli amici Paolo Vielme e Gaetano Sebastiani. Abbiamo detto, ma scusate, di che cosa state parlando? Cioè, bisogna fare un passo indietro. Quando fu fatto il progetto di Massima, l'allora governo Prodi chiamò gli famosi esperti internazionali che esaminarono questo progetto di Massima per vedere se poteva andare avanti e come poteva andare avanti. In quell'occasione erano già evidenti questi fenomeni di instabilità dinamica o risonanza subarmonica, poi magari possiamo spiegare un po' meglio che cos'è questa ai telespettatori, e allora questi esperti dissero, signori, queste cose, sulla base di prove su modelli che avevano già fatto a quel tempo, dissero, signori, questi fenomeni bisogna che vengano analizzati con modelli analitici, con modelli matematici, perché nelle prove in vasca queste cose non si possono vedere. Per questo effetto scala, anche qui diciamo è un problema tecnico, però è un problema che esiste e quindi questi esperti avevano suggerito questo. Il progetto invece è stato fatto, fregandosene di queste raccomandazioni, basato tutto sull'effetto scala, sulle prove sul modello, e con delle prove che avevano l'obiettivo di dimostrare che l'effetto scala non esiste. Cioè, una cosa impossibile, perché l'effetto scala esiste ed è determinante in questi fenomeni. Ecco, ma adesso quindi ci sarà un nuovo esame, diciamo così? Cosa è venuto? Allora, noi chiaramente abbiamo fatto presente questo all'autorità, abbiamo mandato all'attuale provveditore che sostituisce l'ex magistrato, ha preso la posizione dell'ex magistrato alle acque, e mi ha dato questo rapporto dicendo a noi ci consta questo, vedete cosa potete fare, perché ripeto, queste prove fatte sul modello non hanno nessuna validità scientifica, io su questo insisto, cioè sono state fatte da persone assolutamente incompetenti, che non hanno proprio diciamo, le nozioni basi che sono per studiare il comportamento di queste opere, e nessuna condizione base per fare la modellazione, la sperimentazione. Ecco, ma secondo lei adesso c'è un'apertura con la possibilità di arrivare a modificare noi abbiamo qualcosa? ricevuto una prima risposta, perché finalmente la nuova istituzione del consorzio ci ha mandato un rapporto fatto dal professor Foti, è pubblico, quindi non dico niente di segreto, il quale si dice d'accordo su molti dei punti fondamentali del nostro rapporto, su alcuni punti si dice che lui non è della stessa opinione, perché questa cosa si può vedere, perché queste prove sarebbero state fatte soltanto per vedere l'effetto scala e non per fare il progetto. Ma il progetto è basato sulle prove in vasca? Sì. E in più quelle prove, se quelle prove non sono adatte a rappresentare il modello il comportamento dinamico dell'eparatore, non sono neppure idonei a dimostrare che l'effetto scala non esiste. Ecco, un altro effetto, diciamo, di questa non funzionalità del MOSE si ripercuote sui costi. Quindi ci sono costi di manutenzione che sono costi esagerati. Certo, ma i costi di manutenzione... E dipende dalla progettazione. Esatto, dipende dalle scelte progettuali fatte, perché è un sistema assolutamente complesso, è un sistema che non rispetta quei requisiti richiesti dalla legge speciale, perché deve essere reversibile. Qualunque problema che si verifica nel tempo
doveva essere riparabile in superficie, invece adesso tutto è da fare sul fondo, come è già successo. Quando le basi di cemento armato sono scoppiate durante il lavoramento, sono collassate, hanno dovuto addirittura costruire un impianto iperbarico ad hoc per mandare sotto gli operai a cementare, a sistemare, che poi come hanno sistemato non si sa. Bene, dice che hanno sistemato e ci auguriamo che l'abbiano sistemato bene, però tutto fatto sott'acqua con costi enormi. Quindi si prevede che questo Mose nei prossimi anni, nei prossimi 40 anni, costerà 4 miliardi solo per manutenzionarlo, che si muova, che funzioni o non funzioni. Giusto? Sì, cioè, se non funziona, secondo me bisogna anche smettere di sperperare i soldi, perché poi questo è il messaggio che io... Ma si lascia sul fondo una cosa che comunque è un ostacolo ed è un problema. No, vabbè, cioè voglio dire, no, diciamo che i danni li ha già fatti, perché come dicevamo in una precedente trasmissione, loro per livellare il fondo, per livellare le bocche di porto, hanno dovuto scavare, perché normalmente la sezione di un canale è una sezione trapezoidale, no? Sì. E invece lì hanno dovuto spianarlo completamente e quindi hanno aumentato la dimensione della bocca, quindi l'acqua entra la portata della bocca di porto ed esce più facilmente, con gravi danni anche questo poi si aggiunge ad altre cose fatte, tipo il canale dei petroli, eccetera, eccetera, ma comunque ha modificato, diciamo, il regime idraulico, idrodinamico della laguna. Ritiene che ci sia un'urgenza nel prendere posizione e cercare di risolvere il problema, visto che comunque fino adesso le barriere che dovevano salvare Venezia non ci sono e in futuro c'è un grosso interrogativo. La parola torna ai politici? Beh, certo che sì, ma prima ai tecnici direi. Cioè, qui, diciamo sì, ma i tecnici vengono mossi dai politici, nel senso che certo, poi certo che chi dispone di questa che ci vuole una volontà politica. Chi avrà la sensibilità? Io mi auguro che, diciamo, allora queste cose ormai non sono più un segreto. Cioè, adesso è in mano al consorzio, ma prima di tutto al provveditorato, un documento che, diciamo, nella sua essenza fondamentale dimostra che quello che è stato fatto non ha nessuna validità scientifica. Ho capito. Per cui, qual è il risultato di questo? È che oggi, se lei mi dice, oppure chiediamo ai progettisti, a chi ha fatto quelle prove, come si muovono le paratoie del Mose in condizioni di onda, di progetto, con condizioni di... questi qui non sono in grado di poterlo dire, perché le prove fatte non sono in grado di dimostrarlo. Adesso lei prevede di mandare un documento? Abbiamo già mandato un secondo documento dove diciamo, appunto, intanto prendiamo atto che molte delle nostre cose... lo manda? Sempre il mio interlocutore è il magistrato, l'ex magistrato alle acque, il provveditore alle opere pubbliche, l'ingegnere Linetti. Sì. Perché è l'autorità competente in materia. Perché a chi lo devo mandare? Io come cittadino non ho il potere, cioè io posso soltanto, e non lo chiedo neppure, cioè io faccio questo per evitare che intanto si sperperino soldi su una cosa che non si sa come funziona, perché guardi che è allucinante, cioè noi stiamo spendendo 5.600 milioni di euro, quasi 6 miliardi di euro, e non sappiamo come si muovono queste paratoie. Dovevano andare in funzione quando? Nel 2000 si perde nei tempi, ecco. Diciamo che il progetto è stato approvato nel 2006, cioè praticamente è stato sempre ritardato, con una cadenza che ogni anno si programma di un anno, cioè ogni anno c'è un altro anno di ritardo. E quindi adesso si parla del 2021. 2021-2022, sì. 2022. Quindi questa è la situazione. Allora, abbiamo memorizzato questo problema che è ricorrente, chiediamo ai politici di prendere atto che è un problema che va risolto, perché il problema di Venezia dell'acqua alta si è aggiunto al problema del Mose, quindi abbiamo peggiorato la situazione. Adesso passiamo a un altro argomento, la teniamo comunque qui qua con noi nostro, e parliamo di un altro problema che
ormai sono 50 anni che se ne parla ma non si risolve mai. Non si risolve, È ed è quello l'ospedale di Padova, è il nuovo polo della quindi salute. la teniamo come ospite e vediamo un attimo, voi introdurre. Certo, lo introduciamo così, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, abbiamo dedicato appunto la puntata proprio per capire a che punto si era in questo trasferimento dei terreni dell'area di San Lazzaro, dove dovrebbe essere da parte del Comune alla Regione, e in trasmissione avevamo ospite il professor Giovanni Deriù, già direttore della chirurgia vascolare dell'Università di Padova, che appunto ha spiegato, ma lo ascoltiamo assieme, un breve brano della trasmissione. In questo momento il Comune, i funzionari del Comune si sono messi in contatto con i proprietari delle aree private che devono essere cedute per raggiungere i 400.000 metri quadri, dicendogli ci dovete cedere l'area, in cambio noi vi diamo la volumetria. Ovviamente cosa gli rispondono i proprietari delle aree? Gli rispondono, prima cedi i terreni alla Regione in maniera che abbiamo un segnale che l'ospedale si fa lì, perché altrimenti non possiamo restare col cerino in mano con la parte comunale non ceduta, quindi l'impossibilità di fare e sviluppare l'ospedale, gli resta il cerino in mano di aver ceduto un'area di 150.000 metri quadri per averne credo 10.000 o 20.000 per poter costruire delle torri che hanno un valore solo se si fanno l'ospedale vicino, e qui arriviamo all'interno. Quindi a questo punto non vorrei che il Comune dica no, ma i privati non ci danno, quindi eccetera, quindi segnali tutti di palate di sabbia, quindi fino a quando il Giordani non consegna i terreni di Padova Est a Zaia, o Zaia espropria i terreni, io continuo a essere pessimista. Ecco, la scorsa settimana, nella puntata della scorsa settimana, tra l'altro avevamo anticipato, avevamo cercato il primo cittadino della città del Santo, appunto il sindaco Sergio Giordani, per avere un chiarimento. In quell'occasione non era arrivata la disponibilità, diciamo, di Giordani a rispondere in proposito, ma noi abbiamo insistito e questa settimana siamo riusciti, come dire, a porgli la questione, e sentiamo come ha risposto. Allora, Sindaco Giordani, il nuovo polo della salute a Padova Est, la Regione sta aspettando la cessione dei terreni dell'area San Lazzaro, a che punto siamo? Io ho stabilito con un comune accordo col governatore Luca Zaia, con cui ho un ottimo rapporto, che prima delle vacanze estive noi firmiamo l'accordo di programma. Andava tutto bene, è stata una sorpresa che i privati l'ultima volta hanno detto no, io voglio avere la garanzia che viene fatto l'ospedale. Più la garanzia di firmare un accordo di programma, non so cosa ci possa essere, non posso come comune garantire l'ospedale, è una competenza della Regione. Comunque noi abbiamo 380.000 metri quadrati, preciso, stiamo attuando quello che ha fatto la vecchia amministrazione, per cui non cambiamo assolutamente nulla, e l'ha fatta bene, nel senso è un diritto, non c'è discussione, stiamo solo perdendo tempo, per cui noi attueremo velocemente la consegna di 380.000 metri quadrati e i 100, adesso non mi ricordo più, 120 e 130.000 successivi arriveranno con qualche mese di ritardo, però questo non implica l'ospedale, perché i 380.000 metri sono più che sufficienti per fare il insediamento ospedaliero, l'altro è parcheggio, per cui sarà questione di qualche mese, ma alla fine io presumo che il buon senso raggiunga, perché il problema sono le banche che non vogliono togliere l'ipoteca, per cui è una cosa che non ha logica, anche perché finora hanno collaborato, l'ultima riunione hanno collaborato, hanno dato i 16.000 metri più o meno per fare l'Arcogiano, non capisco questa cosa. Mi adeguo, ho già dato il mandato ai nostri legali che facciano causa, se sono contenti tanto lo danno, non c'è problema. Come tempistica cosa prevede? Prevedo che prima delle vacanze estive firmeremo l'accordo di programma, poi il tutto in mano alla Regione, ovviamente noi non abbiamo questa competenza. Ecco, dunque questa è la risposta del sindaco. Ermanno, vuoi... Il problema dell'area, allora 380.000 sono sufficienti per partire,
mi pare che oggi le distanze sono bruciate dai mezzi di comunicazione, quindi basta mandare una PEC e rispondere. Chi si prende l'onere di dire che qui si farà l'ospedale, penso che sia abbastanza semplice, si fa una tavola rotonda, il problema è risolto, però qui viene fuori un'altra cosa, che le aree di competenza sono intestate a società che sono in liquidazione. Quindi queste aree, se non viene fatto l'ospedale, non valgono nulla, ma se viene fatto l'ospedale e vengono cedute questi 130.000 metri quadri, improvvisamente queste aree prendono un valore che è esponenziale. Allora lo diciamo per i cittadini, cui prodest, diceva Cicerone, cui bono, a chi giova questa cosa? Allora, intanto vogliamo l'ospedale, che sia qui o che sia da un'altra parte, lo vogliamo perché Padova se lo merita, ma soprattutto una cosa, andiamo a fondo su questa questione delle aree. Se effettivamente, come dice il sindaco, si può incominciare da subito, penso che non deve passare un nanosecondo un incontro faccia a faccia, sindaco e presidente di regione, per risolvere questo problema e partire con un progetto, perché poi la fase successiva è il progetto. E il progetto è essenziale perché abbiamo già visto che di progetti se ne fanno, ma poi non basta soltanto un progettista, ci vuole un progettista competente, ma un progettista che sappia vedere lungo, cioè che sappia vedere nel tempo quello che sarà l'impegno e la capacità della medicina padovana, che ha insegnato praticamente in tutto il mondo quello che è stato il valore della cura del paziente. Ecco, noi in proposito abbiamo chiesto anche un'opinione nuovamente al professor Giovanni Deriù, allora sentiamo se è sorpreso, diciamo così, dall'atteggiamento dei privati. Sentiamolo. A mio avviso il problema dei terreni che sono di proprietà di privati, in realtà ipotecati da Unicredit e Montepaschi di Siena, ovviamente credo che i privati e le banche abbiano tutto il vantaggio a cederli. Chiaramente cedono 100.000 metri quadri in cambio di, mi sembra, 20.000 metri quadri dove possono costruire delle torri, se hanno la certezza che poi viene fatto il nuovo ospedale. Quei terreni di perequazione urbanistica di cui si approprierebbero, praticamente con una cubatura importante, hanno un valore immenso se viene fatto il nuovo ospedale. È giusto, a mio avviso, che chiedano delle garanzie che l'ospedale verrà fatto. Queste garanzie possono essere diciamo, sottolineate da un fatto simbolico, che è la cessione dei terreni comunali alla Regione. Zaia giustamente ha detto, utilizzando un vecchio proverbio veneto, il salame si taglia e si mangia una fetta alla volta, punto imprescindibile per partire col programma di costruzione del nuovo ospedale internazionale dedito alla ricerca, alla clinica e alla didattica a Padova, è la cessione dei terreni da parte del Comune alla Regione. Ecco, insomma, questo è un po' l'aggiornamento odierno Ecco, il promemoria di questa settimana è questo, e quindi alla prossima settimana riprenderemo, aggiorneremo sempre sul MOSE, aggiorneremo sulle vaccinazioni, che è un altro grosso problema, aggiorneremo sulla pedemontana, e quindi con brevi annunci. Certamente. Grazie, adesso andiamo, ingegnere. Grazie certamente all'ingegnere Vincenzo Di Tella. Grazie a voi. E adesso andiamo un attimo in pubblicità, poi rientriamo e avremo l'ultima parte della trasmissione e parleremo ovviamente del premier incaricato Giuseppe Conte, dunque parleremo di politica. A tra poco. Grazie.